Speravo di... Infatti sono molti i link che mi... Eccola qua. È sempre di lui. Tessarolo, con 4 centimetri si paga un anno di pensione, con 3 metri 4 sezioni di scuola materna, con 500 metri un ospedale di 1200 posti, 236 ridutori, 38 sale operatori, con 1 chilometro di TAV, un anno di tasse universitarie per 250.000 studenti, oppure 55 nuovi treni pendolari. Se vendiamo Antenna 3 facciamo che ne so altri posti di lavoro, cioè siamo è un modo di fare pubblicità. Non va bene. Meglio pubblicità. Meglio. Tutti. Perché cara signora, la cosa importante è salvarsi l'anima, ci pensi? Molto spesso il tono categorico del saccente nasconde quasi sempre un'autentica insipienza. Ma chi dice questa bellissima frase? Maria Stella nei suoi confronti. Sempre sta Frizzarin. Però insomma venga qua Frizzarin che ci facciamo 4 chiacchiere. Come vede lei usa faccia nome e cognome. Beh, insomma, almeno questa. Il telespettore prima voglio dire che aveva anche richiamato però adesso non era. No, Maria Stella Frizzarin viene qua, fa vedere appunto che invece lei è sapiente e non è insipiente, è brava e non è saccente, e sentiamo quali sono le sue argomentazioni. Siccome dubito che siano molto scarse, ci divertiremo molto, anzi la invito formalmente, è una sfida che le faccio a Frizzarin, qua davanti, dai microfoni. Lei simpatizza pure con coloro che danneggeranno la salute pubblica. I medici base Val di Susa denunciano i pericoli dovuti alla presenza di amianto e uranio nello smarino delle gallerie. Non so cosa voglia dire. Marino vuol dire nello scavo, penso. Ecco. Sì, però Tessarolo, anche per lei vale lo stesso principio. Venga qua un giorno mortale. Che ci facciamo 4 risate sentendola qua in trasmissione, perché questi qua ti pontificano facendo il tweet, no? il cinguettio sul profilo Facebook del buon Fioravanzi, no? Sparano l'ultima sciocchezza che hanno sentito dagli ambientalisti, che di solito sono... Solo perché non condivido la sua fede, non vuol dire che lei sia nel giusto e io nel torto. Chi è costei? A Frizzarin sempre. Già costei, lei già sentiva l'odore di femmina, vedi com'è? No, perché sembra la Frizzarin, si sente no, la malizia femminile della pugnalatina femminile. Ma vieni qua Frizzarin, che ci facciamo 4 risate. Vieni qua Tessarolo, che ci facciamo 4 risate con le balle ecologiste che racconti. Chi è il suo avversario preferito in TV? Ma non ne ho, insomma, quello con cui si diverte di più, chi è stato? Beh, uno con cui mi diverto parecchio è Fioravanzi, devo dire la verità, seriamente.